E cominciamo, dai. Mamma mia, che cosa strana. Tutti pronti? Che succede? Marondolo Carmen aiuti tu. E che succede? E a Marano Carmine è successo. Questo è successo, non poteva succedere altro. Finalmente. Ma che emozione, ma che cazzo dici? Ma che emozione? Quale emozione? Finalmente un po' di emozioni, cioè un Napoli che segna, che si mette là, poi si parte con la tragedia vera, cioè il gol, voi dovete rivedere, spero che l'abbiate visto quel gol del Sassuolo, cioè il pallone praticamente stava finendo in fallo laterale, ha preso un giro pazzesco, poi ho letto, sì, Meret doveva stare più là, vabbè, e la preveggenza, quel gol secondo me non si para, ci aggiungo. Perfetto, non si fa. Esiste il gollonzo, quello che subisci, che dici cazzo, questo ha preso proprio il gol della vita, non ne farà mai più uno simile. Però se tu sei convinto delle tue forze, se tu ti metti là e giochi a pallone, fai valere la tua qualità, fai le cose semplici, vedi che è la sensazione dell'anno scorso, quando si andava l'anno scorso in svantaggio, vabbè, è capitato, adesso il Napoli si mette sotto, e per fortuna ho rivisto un pochino di quel Napoli là. Ci fanno sapere due cose diverse, questo è importante dirlo, voi lasciate i like. Ci fanno sapere, il mattino ci dice il gruppo si è quasi arreso Calzone, il gruppo malcontentissimo così. Paolo Del Genio invece ci fa sapere il gruppo è contento che stanno tornando a fare quello che vogliono fare a livello di allenamenti, di preparazione della partita. Non mi sento di cavalcare né l'una né l'altra cosa dopo una vittoria, specialmente perché sarebbe assurdo, però è una soddisfazione che ci prendiamo stretta in un'annata magra di vedere il Napoli che è capace. Allora sapete fa, allora siete in grado di farlo, allora si può fare con un pochino di logica, senza disunirsi, senza spaventarsi. Ci dobbiamo aggiungere che il Sassuolo è un cadavere su cui noi abbiamo pasteggiato, diciamolo chiaramente, perché cadaverissimi, però con altri cadaverissimi noi abbiamo avuto molta difficoltà, ma molta difficoltà. Quindi il giochino con le partite, no, perché avete visto pure con De Rossi, ma quello ha affrontato partite scarse, giocatori scarsi. Partite facili, non esistono partite facili. Il Napoli lo ha dimostrato quest'anno che non esistono partite facili. Il Braga, l'Union Berlino disastrato, non esistono partite facili. Quindi io questa vittoria me la prendo stretta, mi faccio tutte le analisi, la reaction la postiamo domani e adesso leggo tutte le vostre, la Salernitana, ma infatti gente molto più disastrata di questo Sassuolo che ci ha messo in grossa difficoltà. Quindi bene, quanto è importante questa vittoria lo sapremo domenica, quanto è stata importante questa vittoria, perché ma forse con la classifica molto difficile, però che ci si provasse, che ci si dia soddisfazione ai tifosi, perché questa è soddisfazione per i tifosi. Andiamo. Più sei forte, più le partite sono facili. Più non sei forte, più non hai partite. Hai capito? Questo poi è il discorso. Allora, il gruppo deve continuare così per salvare indipendentemente. Esatto. Che rabbia con i tanti punti fermi. Esattamente. Non era meglio 6 partite da 1-0? Se chiedi ad Allegri sicuramente sì. Visto che non siamo capaci di fare quel calcio là e che la porta non la riusciamo a blindare, noi lo prendiamo, lo dobbiamo prendere sempre un gol. Almeno togliamoci questa soddisfazione e speriamo che questi 6 gol in una sola partita ti danno poi la forza anche di non disunirti e di reagire quando capiterà la prossima.
così in modo tale che si guardano intorno, oh, siamo quelli che sono capaci di farne 6 in una partita sola, vuoi vedere che non ne facciamo uno adesso? E lo fanno. È chiaro che era meglio vincere 6 partite 1-0 per un livello di punti, però erano importanti 2 punti rimasti certo, è certo che erano importanti. De Laurentiis a Londra, il Napoli vince, ma una petizione no, lo so, hai ragione, però è una buona battuta sarcastica. Contemporaneamente poi dovremmo dire allora senza fare la conferenza è meglio. Non ci sto, a questo giochino non ci sto, perché anche altre partite dove non abbiamo fatto conferenza abbiamo perso, anche altre partite dove De Laurentiis non c'era abbiamo perso, quindi non vale, purtroppo non vale questa cosa qua. Buonasera Ottavio e buonasera a tutti. Non vedevo la cosa di Maradona, ma devo ringraziare Valeria. Scusate, ma si può chiedere alla Serie A se si possono spalmare sti gol nelle partite precedenti? Tu nemmeno in quelle prossime, in quelle precedenti le vuoi fare? Sarebbe la madre del creatore, ma purtroppo non è così. Ti devi prendere quelle che sono state le prestazioni precedenti e sperare di vedere qualcosa di simile a questo nelle prestazioni che verranno. Checco Espu, benvenuti sul canale ragazzi, benvenuti. Allora, a tratti ho visto Napoli l'anno scorso, forse è un sogno, non è un sogno, lo vedi a tratti, perché quello che somiglia di più all'anno scorso, che il giro palla secondo me è ancora lento, lì viene con l'abitudine, si allena il giro palla ragazzi, come si allena il movimento della linea. Se tu non lo alleni, evidentemente si è fatto un altro lavoro con Garcia e Mazzarri, bisogna ricarburare. Però quello che è stato chiesto, e lo abbiamo visto già un pochino col Barcellona, è la riaggressione alta, essere un pochino più coraggiosi nell'attaccare le squadre che partono dal basso. È questo che abbiamo visto maggiormente oggi, ed è la cosa che poi ti fa recuperare palla alta e sei più pericoloso perché hai più gente là. Se tu aspetti, la recuperi dietro, poi sta Osimhen solo lui e tutti devono fare 50 metri di corsa, è difficile essere pericolosi così. Molto più pericoloso sei quando la recuperi in alto. Non ho visto il Cagliari oggi solo dal 35esimo, Raccomani mi ha visto sempre un tocco di troppo. Bravissimo Giovanni, ti piacerà la reaction di domani. Io per fare la live il più presto possibile rimando la reaction a domani o a stanotte, vediamo un pochino perché poi devo andare anche a lavorare. Dico proprio questo, un tocco in più, 1, 2, 3 tocchi e poi la passi, 3, 4, 5 tocchi e poi la passi, è proprio quello. E questo è un po' il fatto che vi dicevo che va allenato, devi costringere i giocatori dopo il secondo tocco a dare la palla dove va, devi abituarli, e un po' ci devono essere giocatori che fanno movimenti senza palla davanti a te, altrimenti a chi la dai e rischi che fai la pallata e la perdi. È così. Nathan nelle marcature a palla lontana è terrificante. Ci sarà un'insufficienza per me domani nelle pagelle, ve lo dico subito, e potete indovinarla quale sarà l'insufficienza. Brock Fire, partita sicuramente inaspettata, Napoli sul pezzo e forma fisica che ha tenuto in 90 minuti e cura Calzone o preparazione di Dongone che dà i frutti. È una bella domanda Brock Fire, perché poi se abbiamo parlato sempre della preparazione di Rongoni, ha rovinato questi giocatori, e poi nello specifico abbiamo visto che il Napoli recuperava delle partite al 90esimo, lo ha fatto con Garcia, ricordate il Genoa e il Milan, lo ha fatto con Mazzarri, pure con... non mi sembrava quello il problema vero. Abbiamo dato un'importanza a questo fatto della preparazione perché non ci riuscivamo a spiegare tutta una serie di cose. Un altro. E quindi questo fatto della preparazione può essere, perché questa è un'altra cosa che diceva anche il dottor De Nicola, devi farla così, ogni tot anni devi fare una preparazione un pochino più importante che ti fa reggere poi tutto il campionato, perché ricordiamo che la preparazione è quella brillantezza che avevamo l'anno scorso, insieme ai risultati, alla grandezza del gioco, c'era anche quella cosa, ci si ferma per il mondiale e poi si ricomincia, cosa che non potevamo fare quest'anno, e quindi può essere pure che adesso noi finiamo in crescendo a livello fisico, Rongoni male. Sono cose veramente su cui io non so, di cui non so niente, non abbiamo i dati, non lo possiamo sapere. Mario,
Napoli spensierato e spettacolare, e questo è un altro punto secondo me interessante. Finisce non matematicamente, ma a tutti gli effetti la rincorsa, sai, quando il pallone è pesante e quindi la rincorsa ti senti la responsabilità e quindi paura di non vincere. È un po' come se il Napoli avesse detto vabbè, tanto questa è un'amichevole, e il Sassuolo pure l'ha vissuta come un'amichevole, l'avete visto i gesti di fair play, Osimhen che si abbraccia con Consigli che fa il sorriso a Rachmani, quasi l'avevo presa, e insomma sotto questo punto di vista il Napoli spensierato è chiaro che gioca alla grande, gioca in surplus, gioca bene, fanno cose che in altre partite i passaggi facili li sbagliavano, adesso vedo passaggi belli in profondità, gente che si butta dentro, veramente assurdo. Ottimi Zambo e Traoré, contento abbia segnato Amir, grazie Armando. Traoré è un bellissimo tema, Traoré piace, e io dicevo in reaction, guarda che se tu fai giocare Dendoncker potresti avere un centrocampo Traoré, Dendoncker, chissà, tutti ex Premier, che se li tieni in forma e se li tieni motivati alla grande, gente che ha assaggiato il campo della Premier può fare la differenza tranquillamente in Italia. Guardate Loftus-Cheek, guardate l'Anghissà Prime, prima maniera, fanno la differenza in Italia senza alcun dubbio. E quindi piace Traoré, ragazzi, è un prospetto che quelle poche cose che abbiamo visto, ha la testa alta, non mi sembra si tiri indietro se deve fare il pressing, vede dei passaggi non banali, si muove parecchio. Traoré piace, io sono soddisfatto di Traoré finora. Claudiona, questa donazione di Vincenzo, oh che belli! Un abbraccio e grazie al nostro talismano Vincenzo, perché Vincenzone è andato in trasferta fin lì con l'aiuto di Claudia che poi ha dato una mano, e che questa è la bellezza, questo è il piacere mio, è qua che io poi mi commuovo quando la community riesce a incontrarsi anche fuori dai confini di Napoli, perché tanti di voi seguite da fuori Napoli e quindi io che sto qua lontanissimo, sapere che vi possiate incontrare e possiate gioire delle cose del Napoli mi commuove veramente. Quindi grazie Claudia, grazie Vincenzone, e sappi Vincenzone che adesso sei costretto ad andare a tutte le trasferte perché porti bene, e quindi vedi come ti devi mettere. Come si sta più tranquilli. Signori, i like, forza. Allora, sono contento che abbia segnato Kvara, certo, perché poi in una serata come questa vedere brillare Osimhen con una tripletta, Kvara, Politano che aveva fatti 2 assist, Kvara poi fa l'assist, fa dei vari potenziali assist, poi fa l'assist a Osimhen per il terzo gol, però aveva bisogno secondo me anche lui del gol, così zitti tutti. Ha fatto 2 gol, uno più bello dell'altro, uno di precisione, di grande estro, di dribbling e precisione, il tiro a giro imprendibile, l'altro di forza, proprio di potenza. Col destro si era coordinato anche bene, l'aveva tenuta bassa, poi ritorno del pallone, controllo con la coscia e botta di sinistro ad esterno imprendibile. Sono i gol del campione, ragazzi, accettatelo o meno, blindiamolo, lavoriamoci su Kvara, perché perdiamo Osimhen, ce ne facciamo una ragione, speriamo di sostituirlo bene. Perdere anche Kvara troppo presto mi sembrerebbe un delitto. Allora, dove stanno? Volano tutti i messaggi. Ha twittato il lo sapevo, l'avevano detto gli amici bellini. Non fatemi leggere il tweet o il log, cash crit, facetemi sapere. Ripartiamo da Sassuolo, dalla Reggio Emilia. Fatemi sapere che ha detto. Un loco. Finalmente un po' di ottimismo, ancora tanti errori ma anche tante cose buone. Avevamo iniziato al solito, poi ci siamo ripresi, speriamo in quella bella Maron Ro Carmen, quella bella Madonnella Losco. Stiamo calmi, il Sassuolo veramente ai piedi della croce, ed è vero, però riconfermo per l'ennesima volta che Osi è 80% del Napoli e Kvara continua a fare meglio dell'anno scorso secondo le statistiche, e non credo ci debbano essere dubbi. Se poi si vuole raccontare tutto un altro calcio fatto in un multiuniverso diverso,
Fate Vobis, fate pure, ma io le partite le vedo tutte quante, mi segno i voti, faccio le analisi e non mi, anzi mi sembra che Kvara nel disastro generale spesso si è dovuto prendere la squadra sulle spalle sperando che facesse qualcosa lui, e purtroppo è così. Questa partita è la misura lampante che la questione mentale è fondamentale. Sul 4-1 ci riusciva tutto, esattamente, Francesco. Esattamente, riuscivano cose difficili. Saluti da New York, grande Giuseppe. Io poi sono stato contattato da diversa nuova gente di New York che ci incontreremo presto. Alle volte mi sembra, vabbè, oramai chi mi conosce, chi mi ha conosciuto e non mi vuole seguire non mi segue, ma c'è ancora tantissima gente che non ci conosce, ragazzi. Fate girare i video, ci sta gente in più, noi abbiamo potenzialmente 60.000 iscritti, dobbiamo arrivare a 25.000 perché voglio fare un'altra giveaway e c'è gente nel mondo che non mi conosce. Dai, questa community è un'oasi, io lo dico sempre, che bellezza. Forza Napoli, Zell, presente dall'Olanda, esatto. Il mister che fa sorridere Osi, bravo Ale. Ho preso 2 screenshot che vi farò vedere domani nell'analisi, quello di Calzona con Osimhen sicuramente, e c'è un altro sorriso di Calzona che lui fa con Raspadori prima che sta entrando, dice oh, gli fa una specie di occhiolino, insomma una cosa, secondo me i ragazzi si trovano con un uomo di campo, anche quelli nuovi che magari non conoscevano, che non ci avevano lavorato prima con Sarri e poi con Spalletti. Secondo me l'uomo di campo, l'uomo che studia, l'uomo evoluto, i ragazzi lo apprezzano. Spero di aver ragione. Si dice sempre, spero poi di sbagliarmi. No, io in questo caso spero di aver ragione perché ve ne ho dette tante. Alessandro Gallo, benvenuto. Povero Vincenzo, certo, vabbè, no, deve viaggiare. Viaggiare fa bene, viaggiare fa benissimo. Complimenti per il risveglio, veramente ha scritto così? Lo so, Daniele, siamo combattuti su questo, fiduciosi o incazzati. Veramente De Laurentiis ha detto 400 like. Polly, controlla che c'erano 100 like preventivissimi, perché abbiamo aperto prima. Siamo in 800, dai, saliamo a 900 like immediatamente. Questo bel risveglio. No comment. Me la cavo con no comment, non voglio commentare niente. Il prof ha lavorato nel Napoli negli anni di Sarri, mi ha detto il mio prof ha lavorato nel Napoli negli anni di Sarri, mi ha detto che Calzone è una persona molto empatica e vicina ai giocatori, credo sia un uomo giusto nel momento giusto, ma anche prima. Simo, e qua dici bene, a questo punto anche prima, perché io accetto l'errore di Garcia, lo accetto, pensavo andasse bene, non è andato bene, ma nel momento in cui hai deciso di esonerarlo, ma veramente c'era bisogno di Mazzarri? Veramente esisteva solo Mazzarri al mondo? No! Avete visto che non c'era? Cioè, c'erano altre idee che si potevano esplorare, ma questa di Calzona, se era possibile farla, era la migliore, non dico a inizio stagione, ma almeno il secondo allenatore poteva essere lui. Vabbè. Like a profusione dal Belgio, grazie Sergio. Don Raffaele no, bravo Gennaro Lopez, bravissimo, non si è sentito Don Raffaele, si è sentito quell'altro che è pure una lagna, quell'altro segna per noi, dovete fare gol, bisogna vincere, quell'altra pure è una lagna, però c'è stato anche un altro coro un pochino più pimpante. Sta tutto in reaction, ragazzi, la reaction non ve la dovete perdere, però vedi come siete attenti, anche senza la reaction sapete, siete nella mia psicosi che sapete di cosa vi devo parlare. Immaginiamo chilometri, superiamo gli ostacoli, eccetera eccetera. L'immagine di Victor che ripara la porta fa vedere la sua voglia di accelerare e tornare a giocare. Flavio, io l'ho letta diversamente. No, nel senso, sì, lui ha voglia comunque di giocare, cioè, senza dubbio. Io l'ho vista come l'amichevole. Cioè, amichevole, ci diamo una mano tra di noi, aiuto, sono il più alto probabilmente qua, così, e ha dato una mano. Sono tutte cose positive,
Però mi ha dato la sensazione dell'amichevole un po' tutto, il fair play in campo, negli spogliatoi, vabbè. Però col Monza avevamo giocato una grande partita. Quanta differenza fa Mario Rui? Perché questa miopia di Garcia e Mazzarri? Garcia alla fine li stava alternando, Mazzarri mezzo e mezzo, però vabbè, ricordiamo che c'è stato pure il periodo in cui non le avevamo tutti e due. Per me Mario Rui è qualità, per me Mario Rui non farà bene tutte le partite. Olivera aveva fatto bene nelle ultime due, però quando alza la testa Mario Rui hai molte possibilità di passaggio in avanti. Quando alza la testa Olivera onestamente non succede niente, e quello lo dovete accettare. Poi Olivera ha tantissime altre qualità che Mario Rui non ha, nella fisicità, la possibilità di fare una diagonale di testa, si butta anche dentro, perché non è detto che non si butta, anzi si butta. Però avete visto, sulla sovrapposizione di Mario Rui Kvara si sente spalleggiato, ed è tutta un'altra cosa. Hanno solo ripetuto quello che un tempo eravamo maestri. Dici tu, c'è stato praticamente un revival, un Napoli vintage, poi vintage solo l'anno scorso, però sì, somiglia parecchio, e la goleada è bella. La goleada è bella perché ti dà una sensazione di forza, ti dà quella sensazione di allora si può fare, non è la vittoria casuale che arriva al 90esimo o il pareggio casuale che prendi contro il Cagliari al 96esimo. È una vittoria di forza, è una vittoria dove ti imponi, dove dimostri tutte le tue qualità che avresti dovuto e potuto dimostrare per tutto l'anno. Quasi quasi la metteva dentro anche Zelo, è proprio vero, Francesco, è proprio vero. E nella reaction vi divertirete, perché io chiedevo l'ingresso di Dendoncker ad altissima voce, perché questa era la partita proprio per vederli i nuovi, e Lindstrom niente. No, ma ve la voglio lasciare per la reaction perché vi farete un sacco di risate. Possiamo parlare sicuramente della difesa del Sassuolo, Davide. Tressoldi, nell'immagine di Tressoldi che io ho dichiarato molto tempo fa che è il giocatore più scarso che gioca in Serie A, e lo dico senza timore di smentita, non ce n'è uno più scarso. Pensate, Luper più scarso Tressoldi, i nostri che sono scarsi, Juan Jesus molto più scarso Tressoldi, Simic del Milan senza esperienza è più scarso Tressoldi. Tressoldi è un giocatore scarso, io avrò visto 10 partite del Sassuolo tutte quante. È scarso, è troppo scarso, e perdere col Sassuolo che si stava scatenando la tragedia, saremmo diventati virali, e invece no, ci teniamo la nostra cerchia e non diventiamo virali, perché non ce n'è uno più scarso di Tressoldi, veramente, e non sto scherzando. Sicuramente la catena di sinistra con Mario nella fase offensiva trae beneficio. Se Traoré si inserisce può venire qualcosa di buono. Da rivedere la fase di copertura difensiva, sì. Onestamente poi Rachmani si è ripreso col gol. Rachmani era più una questione di impostazione un po' lenta, però a me Ostigard non è piaciuto, e sul gol si dirà che Meret non sa giocare con i piedi. Gli ha dato un retropassaggio Ostigard a Meret criminale, la palla stava scorrendo, tu ce l'avevi Ostigard, potevi fare due cose: acceleri, ti prendi il pallone e la dai a Rachmani, c'era tutto il tempo, o la lasci a Meret che la butta in avanti tranquillamente. Potevi fare un sacco di cose. L'ha inseguita fino ad arrivare a tanto di distanza con Meret e gliel'ha data tutta storta da troppo vicino. Una cosa che secondo me vale molto di più di tutte le incertezze che ti può dare Meret. Lì per me errore grave di Ostigard, da lì nasce la rimessa laterale, le cose che succedono con Sassuolo, e arriva il gol. Però Ostigard purtroppo dico, non mi è piaciuto. Tutti contenti che non ha giocato Juan Jesus, va benissimo, però resta il dubbio, cazzo, gioca Ostigard, allora Nathan proprio no. Se esplode Nathan, non esplode. Per fortuna la partita ci ha messo in condizione di far fare qualche minuto anche a Nathan, in modo tale che non perde completamente la fiducia. Speriamo su Lindstrom, perché ragazzi, vedere entrare Raspadori di nuovo a destra, che convince evidentemente Calzona, vedere entrare Simeone, vedere entrare tutti quanti, perché poi è trasuto pure Dendoncker,
e vedere anche entrare Zielinski e Lindstrom, no, deve far riflettere un po' tutti sul mercato che ha fatto il Napoli. Una rondine, non fa primavera, ma finalmente ho visto movimenti senza palla. Amen, caro Brewer, amen. Ma Juan Jesus è un leader, tu lo vedi molto felice, quello è un leader vero e proprio, non scherziamo proprio, e penso anche che abbia le spalle larghe per resistere a questo ulteriore shitstorm e questo ulteriore melma di insulti che ha ricevuto, roba inqualificabile che veramente mi dispiace. Un'altra poi segnava pure Don Raffaele è nata l'esplosione della piromania. Lo so, 5 sostituzioni, è chiaro, quelle se ne entrano 5 non ne possono entrare 6, è naturale, Andò. Però io mi aspettavo, io ho detto a un certo punto quando abbiamo fatto il 4-1 subito Dendoncker e Lindstrom, io ho chiesto proprio a gran voce, ho urlato, Calzone non mi ha sentito, devi mettere immediatamente Dendoncker e Lindstrom, ma subito proprio. Fai riposare chi deve riposare, Dendoncker e lì poi entrano gli altri, deve riposare Osimhen sicuramente, Traoré non ha tutta la partita, ma Dendoncker e Lindstrom li volevo assolutamente in campo per vederli in una partita dove possono, non è nemmeno la partita per giudicarli, capiamoci, perché la partita in surplus dove tu sei già in vantaggio 4-1 non è una partita dove tu devi giudicare. Hai visto Zielinski, no? Entra, danza sul pallone, è bello da vedere e sembra che è un giocatore che non soffre nessun tipo di problema, e invece lo sappiamo che in surplus certi giocatori sono tranquilli e fanno quello. Non è per giudicarli, ma è per fargli prendere un po' di fiducia, per fargli fare delle giocate che magari gli riescono senza il peso psicologico del pallone che scotta, gli fai prendere un po' di fiducia a giocatori che hanno avuto pochissimo spazio. Lindstrom, giocatori che devi valutare per capire se li vuoi riscattare. Dendoncker, da capire. È entrato 10 minuti, ha fatto un po' di passaggi elementari, lo vedo bello grosso, lo vedo bello fin troppo grosso, nel senso un po' legno, la legna, ecco, deve fare la legna Dendoncker, e non lo possiamo mai sapere se poi sotto pressione funziona oppure no, purtroppo vabbè. Mi dispiace per Linz un sacco, comunque era il momento esatto, capito? Una partita favorevole. Mai come questa volta la vittoria con lo Juve sarebbe uno spartiacque? Sì, ma questo al di là della classifica, amico mio, perché è chiaro che adesso guardiamo la classifica, questa era la partita da recuperare, tra un po' gioca l'Inter. Io Inter-Atalanta ve lo dico subito, vedo un pareggio, vedo un pareggio. Però è chiaro che noi tifiamo per l'Inter alla grande e ci dobbiamo attaccare a qualsiasi possibilità anche remota, perché non esiste proprio. L'idea che il Napoli non sia in Europa l'anno prossimo mi ammazza, e non mi interessa, perché io li leggo tutti quelli che devono essere i detrattori del presidente, dice non devi andare in Europa, e caro amico tifoso, siamo noi che non andiamo in Europa, sono io che poi mi tengo Paramount Plus, dove io pago per la Conference, per l'Europa League e per la Champions, e il Napoli non lo vedo. Cioè ci andiamo di sotto noi, per il presidente cambia pochissimo, ricordatevelo che l'Europa League per lui è sempre stato un fastidio, se non va in Champions in Europa non ci vuole andare, probabilmente non vuole andare manco in Conference, e se io arrivo in Conference io invece la voglio vincere, e questo è un discorso che non lo capiscono. Ho fatto una sorta di sondaggio su Twitter, molti scrivono ma che umiliazione, no, preferisco arrivare decimo. Caspita, complimenti. Tante dei trofei che abbiamo, che preferiamo arrivare decimi e non andare in Europa, non andare nemmeno in Conference. Per me è un'umiliazione più grande arrivare sotto la soglia della Conference. Io invece ci voglio credere, ci voglio sperare, voglio andare, che poi se è la Conference tu vai da favorito e la devi vincere, e quindi come fece la Roma, io ho visto tifosi della Roma contenti di aver vinto la coppetta.
a me la coppetta fa sempre piacere, onestamente. Sono sempre partite in più, sono sempre punti di ranking, sono sempre esperienze che il Napoli deve fare, che deve crescere. Io non lo capisco proprio questo atteggiamento dei tifosi, ma non è colpa tutta dei tifosi, attenzione, la colpa è molta della stampa che dice sempre uscire dalle coppe per concentrarsi in campionato. Qualcuno ha già detto meglio che non si va in conference perché il giovedì. Questo non è un atteggiamento vincente, non è una mentalità che ti porta a crescere. Non sono proprio d'accordo e contesterò con forza chi la pensa così. Poi ognuno è libero di pensarla come vuole. Io dico che Calzona ha fatto... ho premuto su una cosa e è uscito un'altra, che ha fatto la differenza. Daniele, io sono d'accordo, ma non voglio atteggiarmi, perché l'avevo detto. Però vabbè. Esatto, Napoli, la polemica, proprio uscire dal campionato per concentrare sulle coppe sarebbe meglio. 2.8 XG finalmente, secondo Understat, vediamo il SofaScore che dice, perché poi sono leggermente diversi quelli di SofaScore, ma più o meno siamo lì, 2,60. Ora che ci siamo e si stanno facendo notare varie piccolezze, al 65esimo spaccato ho visto distinto il cronometro per puro caso, in 3 dei nostri chiamano solo ad Ostigard che mette giù di petto. E queste sono le piccole cose che fanno la differenza. Vuol dire che erano concentrati, vuol dire che stare in vantaggio senza quella pressione del risultato li fa giocare meglio. Chissà se adesso giocano un pochino più tranquilli. Noi l'anno scorso con la Juve 5-1, 1-0 là, però aumenterebbero forse il rammarico. Non lo so, non voglio andare più avanti di quello che è la situazione. Devo essere sincero, la partita è stata molto più interessante dopo i primi 5 gol segnati. Il Sassuolo ha smesso di giocare e si è chiuso, per cui è stato curioso vedere come il Napoli reagiva contro le squadre chiuse, dici tu. Sì, però là è partita finita, nel senso che non c'è più niente da dire e tu anche con una squadra chiusa non hai quella foga di dire devo segnare, quindi qualsiasi reazione in quel caso non è valutabile come un atteggiamento che il Napoli può mantenere. Tu è quando aumentano i minuti e non hai segnato che vedi il Napoli come reagisce di fronte alle squadre chiuse, che sei un po' contratto, ti rischi di buttare il pallone in mezzo a caso, e lì purtroppo quando poi dilaghi è difficile trarre delle conclusioni tecnico-tattiche che ti puoi portare alla prossima partita. Le partite diventano un unicum, però ti devi prendere quello che hai fatto di buono per portarlo negli allenamenti e dire avete visto qua bene, poi vediamo se i prossimi avversari ci mettono una pezza. Ma quello che avete fatto, avete visto come le catene hanno funzionato meglio? Ha funzionato meglio la catena di destra con Politano. Di Lorenzo aveva cominciato male, è cresciuto a fine primo tempo e poi ha ricominciato maluccio, quindi per me Di Lorenzo non è guarito, non è stato abbastanza il turno che ha saltato, però funziona in attacco e quello che ha più difficoltà è quando deve difendere. Vediamo. De Laurentiis sono interessi di trofei come hanno i tifosi e sono interessato al bilancio. Il Sassuolo vale il Cagliari, quindi vedo meglio. Sì, su corda, assolutamente, vale il Cagliari. Al di là di quello che vale, io l'ho detto all'inizio live, con altre squadre comunque disastrate abbiamo avuto grandissima difficoltà, quindi riconosco che il Sassuolo era la squadra migliore da incontrare in questo momento probabilmente, ma altre volte abbiamo avuto occasioni del genere e non le abbiamo sapute sfruttare, quindi io sono contento, non mi permetterò mai di dire partita inutile oppure il Napoli fa il grande solo con le piccole. No, perché con le piccole abbiamo sofferto tantissimo e abbiamo anche perso. 6% battery only at the pub, forza Kvara stop. Francesco Calzona, Tore Falanga, che non se la può perdere e ti ringrazio tantissimo. Un bacio gigante, divertiti.
Calzona ha detto dobbiamo sempre cercare di proporre calcio ed è giustissimo e non c'è alcun dubbio. Caro RC, e ti ringrazio, recupero un po' di donazioni che mi stavano sfuggendo, sono andato lungo ma sono contento, mi vedete come sono contento. Ma Lobo che inizia a tirare di più, come lo vedi? Alessandro, carissimo Alessandro, tra l'altro tra i nuovissimi iscritti e abbonati, è vero, lo sto notando, 1 o 2 tentativi a partita da quando è arrivato Calzona, forse lui si sente anche un po' più l'uomo di Calzona, si nota anche a fine partita, si è notato a metà gara, si è notato nel pre-partita che Lobotka parla molto di più con i compagni. Sta diventando, non dico che stia diventando il leader di questa squadra, ma forse come leader tecnico, conoscendo a memoria quello che chiede Calzona per averci lavorato anche in nazionale, probabilmente può dare dei consigli anche ai compagni. E questo ti porta a essere un po' più convinto delle tue cose. Se vai in avanti qualcuno lo schermerà. Lobotka la precisione, fece un gol con la sua nazionale straordinario. Lobotka non ha tanti gol nelle gambe, ma la possibilità di farlo ce l'ha. Quindi fa piacere. Ringrazio anche Nicola sempre, ma veramente abbiamo vinto. E Lindstrom dove sta? Che peccato, hanno messo pure fotografie con lui triste, match day. Poveretto. 3 calzona fortunati. Yes. 3 calzone fortunati, una delle mie preferite ed è una delle commedie che conosco di meno perché non ce l'avevo in videocassetta. Io avevo una serie di videocassette, mo faccio il boomer. Avevo una serie di videocassette di Edoardo registrate e quelle là le ho imparate a memoria. 3 calzone fortunati invece la trovai già in epoca YouTube e l'ho imparata poi successivamente. Straordinaria, una delle più divertenti forse che si trovano di Edoardo, troppo forte. Ma se entrava quel tiro di Kvara, Valentino, tu stai parlando del quasi dimenticavo il tiro dalla linea di centrocampo che poi porta a Consigli a sfracellarsi nella rete e a distruggerla. Sarebbe stato uno di quei momenti da fuori classe che lui ha, lui, quei gol li pensi solamente se sei un po' matto e se ce l'hai nelle corde, perché ci sono giocatori che non lo possono proprio provare. Poi ci sono giocatori che conosciamo bene, Quagliarella, Mascara, altri che sono passati, che hanno questi gol nelle corde, e Kvara questi colpi ce li ha nelle corde. Ma per fortuna non resterà solo la partita in cui lui ci ha provato e non ci è riuscito, ma ha fatto 2 gol della Madonna, veramente uno più bello dell'altro, e meno male così. Ragazzi, i like. No, è perché mi sembra che siete mosci con i like e non esiste solo perché è mercoledì e non esiste. Bank, aspetta, lavoro. Voi nel frattempo lasciate i like. 3-8. It's a Friday. Oh, bello e buono Friday. Aspetta, che sta succedendo? 3-8 Friday. Si può fare. Il 3-8 c'è il Torino e poi vado al lavoro, sì. Nick Bank, sì. Fatemi scrivere. È il lavoro. Let's go. Ok. Poi c'è altre cose di lavoro, le faccio dopo. I like. De Laurentiis ha detto complimenti alla squadra per questo bellissimo risveglio, speriamo che adesso risvegli anche lui. Era una considerazione abbastanza corretta, caro amico Speggiorini, perché restano le perplessità di quello che si è fatto. Non è che mo questo Serie 1 riabilita tutte le scelte, restano le perplessità e resta quella cosa di dire vediamo l'anno prossimo, visto che c'è una base di giocatori che può fare delle cose egregie se allenati bene, se confortati da una certa situazione, da una certa organizzazione, per evitare che si faccia un'altra annata del genere, lavorare più presto, prendere delle decisioni più in fretta, senza aspettare l'occasione last minute, come è capitato per gli allenatori, come è capitato per il mercato. Il DS
è tanto chiedere un DS, oppure tu ci fai sapere no guarda che io l'ho scelto, è Meluso, però gli dai potere assoluto, lo fai lavorare a Meluso e poi noi giudichiamo Meluso. Ma se tu ci fai sapere sempre che io ho parlato io con Pozzo, 18 milioni all inclusive e poi rotto il cazzo, c'è traffico, lì noi veniamo a sapere purtroppo che Meluso non ha voce in capitolo e che il mercato comunque lo fai tu, e lì purtroppo si deve prendere le responsabilità di quando il mercato non funziona. Quando il Napoli perde, come glielo spieghi a Amore il tuo stato d'animo? E mo che si è stravinto, come le spieghi tutta questa gioia? Ho visto tuo padre nella fiction con già capisci piccoli. Ah, grande Fabione. Sì, io non lo so, io le cose che fa papà poi non riesco nemmeno a seguirle, sono tante per fortuna. È difficile da spiegare, però lei ha visto la felicità dell'anno scorso e pensava che magari questa era la normalità, e quest'anno ha imparato a capire che quando il Napoli perde sto un po' mogio, per un po' di tempo sto mogio, e ci dobbiamo prendere altre soddisfazioni nella vita. Quindi è importante, lo dico sempre a tutti, riempite la scatola della vita di tante cose, perché se ne avete una sola e quella cosa non vi va bene, siete moggi inevitabilmente. Invece riempitela di tante cose, la vita, di tante passioni, di tante amicizie, di tanti divertimenti, in modo tale che se una cosa non va bene almeno ne avete un'altra. Se contiamo solo sul calcio, solo sul Napoli, diventa dura. Oggi bella anch'essa, non ancora in scarpini ma almeno in sandali. Ho capito che non facevamo gol fuori casa da non so quando, ma farli tutti in una partita anche no, è vero. Rimaniamo con i piedi per terra, ovviamente. Lo ringraziamo per questi anni assolutamente, ma se la squadra finanziariamente si basa sulle cessioni e sulle partecipazioni alle coppe, purtroppo è un danno. Più che un danno è un limite, Pietro, è un limite dove è difficile andare oltre e aumentarlo il fatturato. Sai che hai un limite e sai che oltre il limite non puoi andare, perché le coppe hanno un limite. Quest'anno, probabilmente dall'anno prossimo, aumentano quelli che sono i ricavi per chi partecipa alla differente Champions League, per chi partecipa al Mundialito, aumentano sotto quel punto di vista. Ecco perché il fatto che lui pensi alla Superlega, ad altri modi, sembra che tu stai cercando un modo per guadagnare di più senza per forza strutturare il club e aumentare il brand. Questo mi sembra, purtroppo. Però se ti basi solo sulle cessioni e sulle partecipazioni, c'hai un limite, perché quante volte ti può esplodere il giocatore che funziona, quante volte riesci a venderlo bene o al massimo delle possibilità. L'hai fatto l'errore con Osimhen, dovevi venderlo quest'anno, chi lo poteva mai pensare? Quindi questo è purtroppo il limite. Speriamo che in futuro il resto della famiglia abbia un occhio un pochino più proiettato verso la crescita. Allora, ma figurati, ma quando mai? Ma non esiste proprio, sei bellissima tu. Anche per Guido, per i tempi degli esoneri sono determinanti. Lo so, hai ragione. Inserito con un miniciclo semplice, potevi scegliere la pausa nazionale, lo so. E prendi uno che la nazionale allena. Lo so, hai ragione, Valentino. Questo è uno dei rimpianti. Sono scelte più dettate dal momento che dalla razionalità. Quello ci ha detto che lo voleva esonerare a Capodimonte. È difficile ragionare con la sua testa. 6 gol sono quelli segnati con Mazzarri in 3 mesi. Petrachi alla domanda sul venire a Napoli ha detto che dipende dai compiti che ognuno deve avere e che ADL deve delegare. Punto e basta. Sipario e chiudiamo la live. non mi sembra possibile. Parlavi di Zielinski. Non mi ricordo, ti ho già risposto. Vabbè, andiamo avanti, Pietro, tu sei sempre presente. Cerco di prendere più nomi possibili, anche nuovi. Domanda da porre al fratellone Guido, se si può: cosa dobbiamo affrontare in futuro che verrà? Con ottimismo. Cosa dobbiamo affrontare il futuro? Come? Diciamo con ottimismo, un parere da chi ne ha viste tante e che ha un occhio più cinico. Vi voglio bene, grazie Ciro. Allora vi faccio sapere che oggi purtroppo Guido c'ha il che fare pure lui e quindi non ci può raggiungere. Quando non ci può raggiungere noi cerchiamo di recuperare con una live successiva. Però Guido, lo sapete, non dorme, e se fate una domanda a fine live
tra i commenti, perché queste poi si perdono, ma a fine live, tra i commenti, quelli là che restano sotto, Guido quando c'ha tempo legge e risponde. Tanto lo sapete, noi siamo sciacalli, quindi rispondiamo sempre. Ma quanto è importante vincere oggi col Sassuolo? Calzone non voleva disturbare Kvaratskhelia, però dici bene, Lindstrom si doveva provare per un quarto d'ora. Sì, allora sono contento però, ecco, mentre vi dicevo voglio vedere Lindstrom così, l'avrei messo onestamente al posto di Politano Lindstrom, lasciando Kvara in campo. Bene lasciare Kvara in campo e non creare un caso assurdo e inutile, anche se in questa partita dopo la doppietta potevi anche tranquillamente farlo uscire tra gli applausi. Però è un segnale di chi conosce, di chi capisce, di chi sta assaggiando anche lo spogliatoio e non si può fare poi quella cosa che Kvara viene sostituito sempre come se fosse lui il problema della sarebbe veramente assurdo. Niente conference, questo è coerenza e hai ragione amico mio Giorgio. Sarebbe assurdo, no? Se non facciamo le conferenze, come facciamo la conference? Sarebbe una cosa che non si possono fare le conference negli anni, assolutamente. Qualcuno dice, ma sei fissato con questo fatto delle conferenze? Sì, mi sono fissato. E vedrete che uscirà col tempo. Io di solito mi fisso con delle cose prima degli altri, poi dopo col tempo esce che c'è un motivo perché mi fisso e vengono a scrivere padre tempo, come dicono quelli là bravi, padre tempo. Marco Zenna, benvenuto, che tutti gli abbonati mi scrivano su Telegram @ValerioFluido, così vi posso aggiungere, guardiamoci nell'anima, al gruppo dedicato agli abbonati e ci divertiamo no matter what, ma lo state vedendo Rhythm and Flow? Una parentesi, perché io ero pronto a parlare di Rhythm and Flow se la partita non fosse andata bene. I vocali, hai ragione, devo riprendere. Allora, i like, il telefono in fiamme, i like, dove sta? È qui che sta già. Allora, subito i vocali. Do precedenza Fabio, do precedenza a Vincenzone che sta in trasferta. Raga, che faccio a rischi? Sotto la pioggia. Aspettate che... Ma come ma già fa guidare un navigatore? Si un navigatore... Prosegui dritto per rimanere su Viale Regina Margherita. Ecco. Prosegui dritto. Scusate, ma... Non mi riuscite niente, sto tutte pigliate. Grande Napoli, dai. E chi sa di più? Sta partita. Mamma mia, aiutatemi. Che bellezza. Ma c'è... Esci dalla rotonda e prendi Viale Regina Margherita. Ecco. Troppo bello Vincenzone. E avete notato che poi Vincenzone, che di solito lascia i vocali sempre in italiano, è stato in curva con gli ultra ed è diventato tutto in napoletano all'estero. Troppo bello. È amore vero, è troppo bello. Allora, amici bellini, visto che i like non li so, leggo un'altra cosa e poi sentiamo un altro vocale. Ciao Valerio, ciao Gianni, cosa hai pensato quando nonostante il buon inizio siamo andati sotto? Lo vedrai domani. Io non mi aspettavo una reazione così immediata, pensavo tornassero i fantasmi delle batoste degli ultimi mesi. Sì, l'ho temuto anche io ed ero convinto di diventare virale, cioè di farmi afferrare per pazzo, di dire parolacce, di spaccare qualcosa, perché quello è l'unico modo per diventare virali. Ero convinto che questa sarebbe stata la cosa, invece per fortuna non diventiamo virali, perché il bene del Napoli viene prima del mio successo effimero su YouTube. Io oramai l'algoritmo è chiaro, dico, l'equazione è chiara, la devi sparare grossa per diventare, perché se la spari grossa fanno i clip,
poi la spari grossa, quindi sbagli, ti ripostano per sfotterti, e chi accetta questo diventa in qualche modo popolare, senza dovervi fare esempi, ma ci sono canali interi che viaggiano su questo, e onestamente ho fatto una scelta diversa. Non diventerò popolare, non avrò gli esploit di visualizzazioni e di conoscenze, però ho messo proprio come principio, come priorità, il dirvi quello che penso, a prescindere che sia giusto o sbagliato, che sia vero o magari si riveli falso. Io vi dico quello che penso, senza dover fare i miracoli o fare cose strane. Garcia, ero possibilista, non lo so, è andata bene. Mazzarri, vi ho detto, è una cosa senza precedenti la scelta di Mazzarri nel Napoli, si va a peggiorare. E con Calzona vi ho detto qualcosina, secondo me la vediamo. Sono più contento così che invece di dire con Mazzarri vinciamo lo scudetto, ci possiamo arrivare, oppure quell'altra Serie B immediata. Lì si diventa famosi, ma non si perde credibilità. Preferisco essere credibile. Un like per il risveglio. Perdiamo la voce ma non perdiamo le partite, in questo caso non diventiamo virali ma non perdiamo la dignità. Esattamente, Mike, è così che la vedo. Barco, se per raggiungere una determinata youtubesca dobbiamo dire cose senza senso, fare facce e barbine, meglio così. Lasciamo. Hai ragione, amico mio, sono d'accordo con te e non credo di cambiare mai idea. Poi, se un giorno mi trovo in difficoltà e mi vedete fare cose strane per bisogno economico, voi che stavate già qui mi capirete e strizzerete un occhio a cattivo gioco, fate buon viso a cattivo gioco, capirete, e ai vostri amici in privato direte no, ma non ci crede a quello che sta dicendo, lo fa perché ha bisogno. Può essere che uno a un certo punto ha dei bisogni economici e lo fa per aiutare la barca. Penso di no, però penso che non ci arriverò. Se Calzona veniva dopo Garcia, oggi parlavamo, non dico lotta a scudetto, amico mio, ma non un Napoli così depresso e distrutto a livello di classifica, ne sono convinto. Non si può dire, perché col senno di poi è difficile immaginare il passato al contrario, che già è passato, il passato futuro remoto, però a me sembra evidente, poi non lo so. Traoré non mi dispiace, è anche ben strutturato, anche se non è altissimo. Nei tre di centrocampo può starci tranquillamente. Mi aspetto un grande sostituto di Ziero l'anno prossimo, a meno che Ludovico non sia proprio lui il sostituto di Ziero a questo punto. Il Napoli ha il diritto di riscatto, se 25 milioni il Napoli è convinto, ce l'hai, sperando che resti in forma, anzi che cresca la forma. Finalmente una live un po' più rilassante, Tra poco apro anche i microfoni a tutti quelli che stanno sul canale Telegram. Osimhen sta tornando ai suoi livelli, dice Calzona. La Coppa d'Africa ti leva tanto, stesso dicasi per Kvara, che ha passato un momento difficile, oggi ha dimostrato chi è veramente. Finalmente chissà, mi è piaciuto veramente, partita dominata, ma prima o poi dovevi vincere. Bravi ragazzi, adesso testa la Juve, un problema di testa, magari si sono ripresi, contenti per Kvara. Io l'ho vista dura dopo il loro gol e chi se l'aspettava questa goleada? Depressato, bravissima Valenti, deprezzato, perché poi perde valore proprio la squadra. Vedremo quante offerte arriveranno per i giocatori se vuoi fare la rivoluzione. Stia portando serenità ragazzi, più volte ha ripreso alcuni che si lamentavano con i compagni, mi sembra un buon segnale, sicuramente mi sembra un buon segnale. Sbilanciati, il Napoli chiuderà la stagione al 7° posto. L'ho detto, mi sono sbilanciato. Fate i clip e fatemi diventare virale. Avrei potuto dire finiamo al 4° posto, quello poi se non succede fanno il clip così, oppure finiamo 13°, e invece no, secondo me finiamo al 7°. Non lo so se è buono per la Conference, non so niente, che poi se il 5° va in Champions, il 6° dovrebbe andare in Europa League, il 7° in Conference, non lo so, devo studiarla. Non è un problema che ci ponevamo a inizio stagione, quindi non me lo sono studiato questa cosa, perché dovevamo arrivare tra i primi 4.
Nel caso in cui Calzona dovesse fare cose miracolose, come farebbe il Napoli a trattenerlo? Nel peggiore dei casi per la Slovacchia sarebbe libero per fine giugno e tra l'altro appena rinnovato. È difficile, ti devi mettere d'accordo con loro, il doppio impegno è comunque stressante, senza dubbio, è comunque penalizzante, è limitante perché ci sono dei momenti in cui tu dovrai lasciarci e andare in nazionale a lavorare perché l'impegno preso in precedenza, dovresti ricontrattualizzarlo. Non è facile, ragazzi, servono idee nuove. Adesso per me va benissimo Calzone. Oppure gli dai un grande ingaggio, gli dai un contratto di 4 anni e Calzona dice grazie assai alla Slovacchia per la vostra... Questa è un'opportunità dove mi fanno, c'è un DS con cui io mi trovo, fanno il mercato, è l'occasione della vita e decide di accettarlo. Però là devi essere convinto veramente. Dopo quel fatto il contrattino di 1 anno più l'opzione solo a favore mio e poi ti tolgo da mezzo se mi girano le balle e lì diventa difficile avere potere contrattuale. Fabio Versato. Buonasera a tutti amici bellini, ciao Vale. Sarà pure scarso Sassuolo, però una cosa la voglio dire. A fa mucco! Perché poi guardando i numeri sembrano proprio i numeri dell'anno scorso e quindi la mano di Sinatti si vede. No, ma come è scarso? Sì, ma non serve. Forza Napoli. Buonasera a tutti, finalmente una soddisfazione, almeno per quanto riguarda il risultato, vedere un risultato così rotondo, contro però un Sassuolo che così rischia fortemente la Serie B. Certo. E carceriamo per favore Ostigard e Meret perché quel retropassaggio e quella gestione con la palla è veramente da carcere. E bene per quanto riguarda la costruzione del gioco, bene per i movimenti senza palla, soprattutto dopo i primi 2 gol. E lento sì il giro palla, sono d'accordo con Valerio, lo sentivo in live, però quella cosa effettivamente si allena, quindi aspettiamo conferme. Aspettiamo conferme, poi aspettiamo anche Raffaele. Do il benvenuto ad Armando, ripeto a tutti, se avete Telegram mi potete scrivere in privato @ValerioFluido e vi aggiungo a fine live al gruppo degli abbonati. Vi abbraccio. Ti sei perso Dendoncker e Simeone che a fine primo tempo si stanno mangiando i wafer insieme. No, veramente, forse qualche alone di tensione sta venendo meno. È bellissimi i wafer. Allora, io veramente la reaction è un peccato non averla postata subito perché però la vedrete domani o stanotte. Ci sono tante piccole cose. Io Dendoncker lo chiamo l'uomo con gli occhi chiusi perché tenevo questi occhi così ed entra con gli occhi chiusi proprio perché anche un po' di pioggia magari gli fanno chiudere gli occhi. Speriamo ragazzi, speriamo che si sciolgono e chiudono in crescendo questa stagione, anche per dare quello spirito di crescita e di rivalsa per la prossima. È troppo importante. Se chiudiamo in depressione iniziamo con cattivi presupposti per l'anno prossimo e invece no, dobbiamo dare la sensazione è stato un periodo isolato, un'annata maledetta, si è sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, non è questa la verità, la realtà, la verità. Ecco, non è questa la verità. E Meret che non parla, non chiama mai la palla con decisione, è un disastro. Anche sa come l'hai visto, penso miglior parità post partita, post Coppa d'Africa, è venuto molto a giocare con Dilo e Politano. Sì, la catena di destra ha funzionato e tanta corsa. Certo, qualche Iastemuccio ogni tanto. Sì, perché l'ha fatto un altro paio di volte anche Anghissà di Lezioso, però quel colpo di tacco che poi porta al gol è tanta roba, è proprio la dimostrazione di un giocatore che è superiore e che se sta sempre sul pezzo in Italia non ce n'è, come Anghissà, è per questo che mi fa dannare ancora di più, perché hai fisicità, hai tecnica, hai anche grande personalità. Ogni tanto risulta un po' lezioso, però oggi, e lo vedrete nell'analisi, ve lo farò vedere, perde una palla semplice a centrocampo, si butta in scivolata a recuperarla e là ho detto allora me lo puoi far vedere. Vediamo. Salvatore, che bello entrare live, mettere i like e sentire un post match così, finalmente ne avevamo bisogno. Senza dubbio Salvatore, stava diventando la terapia di gruppo un po' deprimente onestamente, che serviva anche per stare insieme, però stava diventando veramente difficile parlare del Napoli e soprattutto in un mercoledì sera sarebbe stato una delle live più
forse una delle peggiori sarebbe stata. Transfer 0, finalmente raggiunti 40 punti per la 6 in largo anticipo, meno male. Inter-Atalanta ci tocca di fare per i nerazzurri, è a battuta, caro Pietro, che sono nerazzurri anche con gli altri, però sì, è chiaro che tifare per l'Inter significa vedere un Inter che a fine campionato potrebbe risultare anche più forte del Napoli dell'anno scorso, e questo dispiace perché noi volevamo essere quel Napoli che, però secondo me, senza prenderci collera, dobbiamo ammettere che l'Inter sta facendo qualcosa di straordinario e si merita anche di chiudere il campionato in bellezza, in anticipo. Non ci dobbiamo prendere collera, dobbiamo guardare a noi. Se voi avete ancora velleità di superare, di raggiungere l'Atalanta, di giocarsela per il quinto posto, dovete assolutamente tifare per l'Inter. Altrimenti, considerate quei posti non raggiungibili, fai vincere l'Atalanta, ti togli lo sfizio di vedere cadere un pochino anche la prima in classifica. Veramente non so cosa dirvi. Io ho previsto un pareggio, pensa te, un mercoledì da leoni, caro Roberto. Ti sto ascoltando col sorriso, che bella sensazione. Silva, ce l'avevamo dimenticato un po', Ce l'eravamo dimenticati. Si è svegliato pure Di Lorenzo con le sue vecchie incursioni, piene di vigore e coraggio. Di Lorenzo aveva cominciato maluccio, poi è cresciuto su quella fascia, sulla catena di destra sicuramente, e speriamo che abbia riposato abbastanza. Secondo me avrebbe bisogno di ancora un po' di riposo, ma non c'è possibilità di farlo. Calzonismo, frittura e rivoluzione, bellissima. Ho letto che oggi in trasferta c'era una decina di amici, fratelli disabili che hanno assistito alla partita senza nessun problema. Bravo Fabio, allora tu mi hai giustamente incalzato a parlare della cosa e a fare un video, ne abbiamo parlato grazie a Guido nella live precedente, fa bene ribadirlo perché è una di quelle cose dove il Napoli gioca bene o gioca male, su questo dobbiamo essere campioni d'Italia e dobbiamo avere l'attenzione, perché non è la prima volta che succede, purtroppo, e quindi il sapere che gente che ha il diritto, come tutti gli altri, di godersi la propria squadra e di passare 2 ore di svago con tutte le difficoltà della vita, è di una tristezza infinita sapere che non sono assistiti, nessuno ci pensa e nessuno se ne frega, e li relegano nei settori inferiori dove non possono vedere niente e nessuno fa niente per aiutarli, far abbassare come fai a far abbassare tutti? Devi trovare dei posti che per loro sono più logici, e secondo me si può fare, e l'idea di Guido non era sbagliata. Andiamo a leggere altre. Svarione Inter in stile Sassuolo 0-1, potrebbe anche essere, no, è già successo, cioè quello che è successo adesso, o potrebbe anche essere, perché potrebbe anche è successo adesso. Atalanta, tanto non vale manco per il fantacalcio, che abbiamo messo 0,6 politico, decatelare, che dell'Atalanta c'è Scamacca che non gioca, quindi non serve. Allora, non ho velleità di classifica, non mi aspetto la Champions, vorrei solo vedere la squadra campione d'Italia rendere la vita difficile a qualsiasi avversario, ed è una richiesta legittima. Segui la live anche dalla macchina tornando a casa. Vittoria che ha le sembianze di una boccata d'aria fresca, speriamo diventi un nuovo modo di respirare e non un episodio. Assolutamente annullato, ci fanno sapere, lo sapevo che si scansava, ma vediamo, annullato, vediamo se ci aggiornano. Personalmente adoro la catena Politano Di Lorenzo, si cercano in continuità, nulla togliere a Rui Olivera, ma a Kvara farebbe comodo un terzino con cui fare scambi veloci. Non hai torto, amico mio. Da quando è arrivato Olivera noi del terzino sinistro non ne parliamo più, perché comunque Mario Rui stava performando, la competizione con Olivera li aveva fatti giocare benino ad entrambi, e quindi non ci avevamo pensato più. Poi è arrivato anche il rinnovo per Mario Rui, ovviamente non si può parlare di terzini sinistri, però dare un partner in crime a Kvara sarebbe tanta roba, ma è capace che venimmo prima a Kvara e poi accattiamo l'altro terzino. Gol annullato, yes annullato. Traoré è piaciuto molto, molto. Traoré piace, ho scritto proprio agli amici, ho detto piace Traoré, è mobile, c'ha un buon piede, vede anche dei passaggi non banali,
lo vedo che si butta nella mischia, piace, ci ha provato anche a segnare, ha avuto visione di gioco, piace Traoré, ragazzi, anzi io vi dicevo, non lo vedo mezzala, lo vedo più come vice Kvara, come trequartista. Posso tranquillamente dirvi che può farla benissimo la mezzala. Forse dobbiamo vederlo poi nelle partite dove ci sarà più da fare contrasti, dove devi subire un po' l'avversario contro le squadre un po' più grandi. Con Sassuolo tu dovevi fare il 70% di possesso palla e l'hai fatto. Da rivedere sotto quel punto di vista con squadre un pochino più performanti, però se il Napoli decide di essere la squadra che si prende il pallone contro tutte e gioca a calcio, Traoré ci sta benissimo, non mi dispiace. Traoré è un po' raspadori, ma che a centrocampo mezzala sta proprio a suo agio, sì, anche come fisicità ci sta. La Juve non è questo banco di prova, sono messi male, no, non accetto proprio che si dica Juve messi male, perché poi in queste partite qua dove tu pensi poi di spaccare tutto, prendi la batosta e la Juve è tignosa, sono messi male sì, ma è difficile da fare. Il Napoli che ha difficoltà a segnare contro quel tipo di difesa, anche se è stata perforata negli ultimi tempi. Speriamo che si continui il trend, no? Se vogliamo pensare al trend, il Napoli che segna tutti questi gol, continua il trend, la Juve qualche gol ultimamente lo prende. Speriamo. Attenzione allo 0-0, perché sarebbe non ideale. Allora, se la Juve sta messa male, che secondo noi come siamo? Esatto. Come ha fatto Mazzarri a vincere fuori casa con l'Atalanta? Edoardo, è facile, noi ce lo ricordiamo, io ero a Napoli. È perché Carnesecchi, chi è fu il portiere, che fece il rinvio, Osimhen, Elmas, così ha vinto. No, non fu male la partita con l'Atalanta, è il momento della reazione, poi dopo ci siamo ammosciati subito dopo. 3 domande, più merito del Napoli e merito del Sassuolo, la classica domanda. Quali pensi possono diventare i nuovi titolari? Pensi che il Napoli possa iniziare a fare più di un gol a partita? L'ultima è una speranza, ovviamente il potenziale di fuoco ce l'hai. Più meriti del Napoli, ne abbiamo parlato ampiamente, è vero il Sassuolo cadaverico senza dubbio, ma più meriti del Napoli oggi perché con altre squadre cadaveriche non lo abbiamo saputo fare, quindi meriti del Napoli. Quali pensano possono diventare i nuovi titolari? Uno che sta prendendo i galloni del titolare è Traoré, perché Zielinski c'ha quella situazione là, Zielinski entra, quindi Calzona non lo ha completamente abbandonato, dice non giochi più. Vediamo come sarà la gestione di Zielinski. È interessante che sia entrato lui al posto invece di Lindstrom, per esempio. Vediamo con il ritorno di Cajuste, perché ha senso. Se Calzona pensa al bene anche del Napoli del futuro, ha senso vedere i nuovi. Se invece lui pensa di far bene adesso perché per una questione personale vuole fare il meglio possibile, è capace che se ne frega della situazione di Zielinski e se lo vede in forma lo fa giocare. Così ci ha dimostrato finora Calzona. Se lo facessero parlare un po' di più, qualche domanda gli arriverebbe e noi potremmo anche capirne qualcosa in più. I vocali no. Ragazzi, buonasera. Partita da boccata d'ossigeno stasera, proprio bella. Nonostante lo svantaggio, il Napoli ha sempre giocato a calcio dal primo al 90° minuto. Bene, pressione alta, anche errori grossonari degli avversari, perché secondo me un giocatore come Tre Soldi io non so come faccia a giocare in Serie A, veramente inguardabile. Però una bella partita, il pallone che viaggiava, 70% di possesso palla, tanti passaggi nella metà campo avversaria, tanti scambi, aria riempita nell'occasione dei gol, sia nel primo che nel secondo gol. C'erano tanti calciatori in area di rigore a raccogliere i cross, tutte cose che mancavano, tutte cose belle, tutte cose che ci fanno sorridere. Speriamo sia duraturo, forza Napoli. Senza dubbio, Rafa. Buonasera a tutti amici bellini. Beh, che dire, questa è la vittoria dei rimpianti, si può dire, perché diciamoci la verità, come hai detto tu Valerio, a loro sapito fa, cioè dove sono stati fino adesso, meglio sono stati mortificati da una serie di scelte, lo sappiamo bene. Io continuo a dire ok, Garzia, un errore si può fare, ma non puoi scegliere Mazzarri che ci ha ucciso completamente, ha completamente mortificato questa squadra. Ad ogni modo
questa è una vittoria che può portarci morale, che può portarci fiducia. Forza Napoli, vediamo dove arriviamo, dai. Poi partiva Vincenzone di nuovo. Un tuffo nel 2020, dove sta? Un tuffo nel 2023, Forza Napoli sempre, grande Emanuele, anche lui super fedelissimo, e un grazie anche a Luca Leardi, anche lui della vecchia guardia. Che bello ragazzi, che serenità, che tranquillità, gol dell'Inter. Poi le cose quando la stagione ti va, vanno in svantaggio, annullato, magari anche giustamente, gol dell'Inter, subito reagiscono e mettono le cose in chiaro. Pecchia come allenatore non sarebbe una bella idea, che ne pensi? Non ho visto nessuna partita di Pecchia, quindi non te lo so dire. Ti posso dire una cosa però, caro Wolbus, conosce l'ambiente. Ti piace? Pecchia conosce l'ambiente. Come lo conosce Mazzarri e come lo conosce Calzone. Conoscere l'ambiente non significa un cacchio, non significa far bene a prescindere, però conosce l'ambiente, conosce molto bene l'ambiente. Non ho visto neanche una partita, quindi non te lo giudico. Potrebbe essere sicuramente uno di quegli allenatori che con idee moderne, perché è un giovane, perché ha lavorato con Benitez, perché ha già accumulato un po' di esperienza e non è male. Come profilo non lo boccio a prescindere. Conosce l'ambiente. Annullato, fuori gioco. Ma allora non lo volete proprio fare? Stasera abbiamo viaggiato nel passato, che bellezza. Speriamo che i giocatori si dicono, ma loro sappiamo fa. Allora, ma poi come il Cibali, clamoroso al Cibali. Il Parma gioca un buon calcio, ha però anche un paio di elementi di livello superiore alla Serie A, tipo Bernabé. Salvatore, sì, ma infatti avrebbe secondo me senso che Pecchia si giochi poi la sua chance in Serie A, crescendo, salendo, anche se devi fare il conto col salto di categoria. Chi fu? Stroppa, che fece il salto col Monza e poi andò malissimo in Serie A, quando poi subentrò Palladino il Monza fece un cambio proprio radicale. Quindi vediamo. Io spero sempre che possa arrivare qualcuno con un po' più di esperienza, onestamente. Voglio delle idee nuove, di freschezza, eccetera, eccetera. Ma come vedete con Calzona, esistono allenatori che hanno comunque esperienza, hanno anche una loro età, e quindi hanno un po' di esperienza, ma che studiano, si aggiornano e hanno delle idee moderne. Si può fare e non devi per forza trovare quello là proprio novellino, non l'allenatore Walter Novellino, ma il nuovo allenatore novellissimo che purtroppo, se vieni senza esperienza, a Napoli ti mangiano, vieni aggredito dall'ambiente, ti dicono che non hai esperienza, ti daranno colpe che non saranno le tue e rischi veramente di bruciarti. Quindi io spero sempre che venga qualcuno con le spalle grosse, di gente che ha fatto esperienza. Secondo me Spalletti è andato benissimo perché ha esperienza non solo all'estero, lo Zenit. Andare all'estero è sempre importante, secondo me. Mai sei stato all'Inter, sei stato alla Roma, piazze difficili, e quindi per quello poi secondo me ha funzionato. Non ho caricato la reaction, assolutamente no, Valeria, lo dicevo a inizio live, la reaction arriva o a fine live, così notturna, o domani mattina presto, o probabilmente la metto in notturna per gli abbonati e domani mattina presto per tutti. Non lo so, perché volevo cominciare la live il più presto possibile. È un'infrasettimanale, la gente sta andando a dormire, non penso sta andando a dormire già, magari state guardando l'Inter, ma devo andare a lavorare tra poco e quindi. Vale, ma al di là dei tifosi, ma questa proprietà quanto interessa la Conference? Hai ragione. Considerato come vede l'Europa League. Ciao. Hai ragione da vendere, Peppe, lo so. Io sapevo che è un buco nell'acqua, nel senso che ci hanno comunicato questo e quindi è chiaro che si va a ruota. Se la proprietà non interessa, è chiaro che è difficile che interessi poi ai giornalisti ed è impossibile che interessi ad alcuni tifosi. Io continuo a dirlo, a sponsorizzarlo, perché non è che teniamo tutti questi trofei
sarebbe bene aggiungere qualcuno di qualsiasi dimensione. Ciao amici bellini, volevo fare un'osservazione. Questo Napoli di Calzona, queste prime 3 partite del Napoli di Calzona a me hanno ricordato un po' il Napoli di Gattuso, con partite magari buttate alla miseria negli ultimi minuti o magari addirittura negli ultimi secondi della partita. Quindi Cagliari-Napoli, Calzona, tipo mi viene in mente Sassuolo-Napoli con Gattuso, o magari ci sono anche altre partite, alternate con magari prestazioni con tanti gol contro squadre in difficoltà. Mi ricordo ad esempio Gattuso contro il Genoa 6-0, contro la Fiorentina mi pare 6-1, e quindi però pur sempre con un po' di paura lì dietro in difesa, cosa che avevamo anche con Gattuso. Una squadra che comunque anche quella era una squadra abbastanza fragile mentalmente, ma che comunque ha portato un po' di punti ad avere un calcio comunque migliore rispetto a quello antecedentemente a Gattuso, quello degli ultimi mesi di Ancelotti, e a quello magari attuale di Mazzarri. Chiaro, affiorano i ricordi, dicevo. Sì, è una possibilità. Ovviamente voglio vedere Calzona sul lungo, perché adesso poche partite, e all'interno di un percorso di un allenatore esistono quelle partite assurde, no? Prendiamo per esempio l'Inter che perde con il Sassuolo, è quella partita un po' assurda, quella partita che ti capitano una o due in una stagione dove non ti va bene nulla, dove ti capita l'impossibile, e quindi devi vederlo un po' sul lungo Calzona per capire se quel tipo di allenatore lì, che è capace di grandi exploit e di grandi ingenuità, un po' come Italiano fondamentalmente anche è, oppure se invece sul lungo tu ti togli da mezzo queste 2 o 3 partite maledette che esistono e che esistono sempre, e invece ti dà continuità sul lungo, e non sappiamo nemmeno se avremo modo di vederlo in continuità o se si farà solo questo finale di stagione. Negli screenshot domani ricordo di inserire Di Lorenzo a fine partita mentre andavo a salutare, la faccia lunga e un'espressione contrariata dopo una... tutti stavano così, amico mio, l'ho notato. Io sto prendendo un nuovo vizio un nuovo vizietto buono, nel senso, a fine partita io perderò un po' di tempo in più, però registro le immagini di fine partita che dà la Paramount Plus, dove inquadrano il finalissimo, dove ci sono gli avversari che si stringono la mano, l'andare verso la curva, verso i tifosi, alcuni momenti che poi spariscono dalle immagini perché non compaiono negli highlights, non compaiono nel replay della partita, la chiudono al 90°. Quindi quelle immagini là io le registro, me le conservo, e se c'è qualcosa di interessante ve lo posso far vedere. E l'ho notata questa cosa qua, tutti quanti con le facce lunghe, ma è giustissimo che sia così, perché l'1-6 non cancella quello che hanno fatto di male in questa stagione, anzi può essere che in quelle facce lunghe ci sia anche quella consapevolezza, dice cazzo, allora se potevo fare pure prima, che può essere un po' verso loro stessi, cioè loro stessi sanno che hanno dato meno di quello che potevano dare, o anche tutta la situazione esterna, dice hai sbagliato un allenatore, ne hai sbagliati 2, hai sbagliato la preparazione, hai sbagliato le dichiarazioni, hai sbagliato gli intenti, hai sbagliato il mercato. Tutte queste cose dopo un 1-6 così clamoroso secondo me passano nella testa dei giocatori. Gol dell'Inter, ma l'ha fatta o non l'ha fatta? Hai visto, no? Che restano un pochino di più con le telecamere e ti fanno vedere delle cose. L'abbraccio tra Victor e Kvicia, tanta roba, senza dubbio. Nerazzurri. Calzona, giorno dopo giorno abbiamo migliorato la qualità degli allenamenti. Io ci credo, ci voglio credere. Juve senza McKennie, Rabiot e forse Chiesa va aggredita sin da subito. Ho visto Chiesa un brutto infortunio, è uscito zoppicando dal campo, è stato uno scontro con Alexandro, è entrato proprio nella caviglia, così. Chiesa molto fragile, Alexandro molto imprudente, non lo so se recupererà, però sicuramente la vera assenza è McKennie, Rabiot, perché sta funzionando questo centrocampo di rottura, di grande fisicità della Juventus. Se non gioca Chiesa, gioca Ildiz, gioca Milik con Vlahovic, ce le hanno le possibilità in attacco.
Chiesa ultimamente poca roba, quindi non è tanto quella la defezione su cui punto. Ma su gol del Sassuolo non c'è deviazione di Traoré? Non mi pare proprio. Ho rivisto un replay da dietro, dal dietro la porta, da dietro al giocatore, dove prende un giro, il pallone pazzesco. Credo che non l'abbia toccato nessuno. O se l'ha toccato proprio subito e poi ha preso questo giro. Non lo ricordo. Yildiz è forte. Yildiz mi dà vibrazioni kvaresche. Vibrazioni alla Kvara. Stava facendo la doppietta d'Armiano, Gesù. Prenderesti Dybala per 12 milioni di clausola? Bella domanda, onestamente. La risposta è sempre no. Anche se... Allora, quando si parlava di Dybala e il Napoli non lo prese, io dissi va bene, perché era un rischio troppo grande e a livello fisico continua a esserlo, perché... È un giocatore che una decina di partite te le salta bene o male, è comunque molto fragile. C'ha una qualità che non pochi giocatori in Serie A toccano il pallone in quel modo. È uno spettacolo. Però non so quanto ti dura e non so nemmeno se lui il passaggio dalla Roma al Napoli gli fa piacere, onestamente, perché sembra che si trovi benissimo a Roma, sembra che si sia inquadrato in una dimensione sua. In questo momento la Roma è avanti a noi, quindi non sarebbe nemmeno un salto di qualità. Non capirei l'operazione da parte di nessuno, onestamente. Poi i 12 milioni di clausola hanno delle differenze, non so se per l'Italia è un prezzo diverso, se in un certo mese è un prezzo diverso, non ne sono sicuro. A 12 milioni ad oggi il Dybala come sta oggi è un affare, però è comunque un rischio che secondo me il Napoli non si deve prendere. Sono molto dispiaciuto perché c'è stato un linciaggio mediatico verso Juan Jesus, questo mi è dispiaciuto moltissimo, un ragazzo fantastico, si è messo dal primo giorno a disposizione dei compagni. Andrea, mi metti le virgolette, quindi immagino che queste siano parole di Calzona, che sposo a pieno, è stata una vergogna quello che ci siamo filati di fare. Inter 1-0 con Bergamaschi in bambola totale. Se battiamo quelle là mi giuro campionato, come dicevano alcuni. Lo so, Angela, questa è una mentalità vecchia che ci dobbiamo togliere. Una cosa è batterli 2 volte e vinci il campionato, ma lo vinci veramente. E una cosa è pensare di toglierti quella mezza soddisfazione per campionato e poi il campionato dove finisci a basta che abbiamo vinto che Juventus. Questa è una mentalità da squadra piccola che ci dobbiamo togliere. Se siamo cresciuti, se abbiamo preso qualche insegnamento dalla vittoria del campionato, ci dobbiamo proprio dimenticare quel tipo di mentalità là. Puoi anche pareggiare con la Juve, puoi anche perdere, falli esultare per una giornata, però se tu poi esulti per 3 mesi a fine campionato, secondo me dobbiamo cominciare a ragionare così. Gasperini ha messo il suo 77 Zappacosta a sinistra, quasi lo confondevo con Kvara. 77 sta diventando un numero iconico, perché c'è la Kvara, c'è la Zappacosta. Marusic non penso lo renda iconico, ma Luvumbo sì. Uè, Babbi. Let's go. Sorry, I have nothing relevant to say other than they crashed them. Just wanted to say hi to you, Abo, and the channel. Signori, i like per la Babbi. Like per la Babbolella, ma immediatamente dovete sfondare. Smash the like button. Mi sono emozionato. Acqua dappertutto. Babbi, you're working too much. Come home. Snugs. The Snugs. Vedi? Esatto. Srilansky sarà il dopo Zielinski. Si parla già di un possibile acquisto, 20 milioni di clausola. L'ho letta sta cosa, dice polacco come Zielinski. Che proprio è una non notizia, però vabbè. Vediamo, il post Zielinski potrebbe essere semplicemente Traoré, potrebbe essere Popovic, se Popovic è un giocatore che comincia a fare qualche minuto, perché se il Monza non lo fa giocare mai, noi l'abbiamo preso, poi lo dobbiamo mandare in prestito, tiene 19 anni, giovanissimo, potrebbe essere il futuro, potrebbe anche essere già pronto, non lo sappiamo.
Però Popovic potrebbe giocare in quella zona lì, perché poi o gioca al posto di qua, non è proprio una punta. Popovic dovrebbe giocare intorno alla punta, e quindi o fa la mezzala offensiva o gioca lì sull'esterno. Io ho visto fare un paio di cose negli highlights a Szymanski, che ne so, ho visto 2 cose, mi sembra prematuro. Poi di solito tutti questi nomi che escono troppo presto non si fanno mai, e poi esce un nome all'improvviso e si chiude in 3 giorni. Quindi Popovic stile Ilicic. Oh, because she's not non ha sentito. Yes. Yes, perché sta al lavoro, quindi non può sentire, è giusto. One appropriatoria, e l'acqua non posso fare, non mi pagano, però è una lattina trasparente perché è verde, quindi è trasparibile. Non mi pagano, quindi non posso fare il nome dell'acqua. Allora, amici bellini, siamo al 1 ora e 24. Visto che Guido non può essere dei nostri, io mi permetto di lanciare il link al canale Telegram che voi trovate in basso in descrizione. Se qualcuno vuole intervenire, io mi metto le cuffiette e facciamo una cosa. Ci salutiamo, dato che siamo tutti contenti. Se qualcuno vuole intervenire in live, c'era molta gente che mi diceva: ma io posso mangiare i commenti, i messaggi vocali. Questo è il vostro momento, se volete dire qualcosa non siate timidi e non vi preoccupate, e andiamo alla grande. Ah, non lo sapevi? Sì, qua tutti vedi le cose, il divano dove mi siedo, qua è finita la stanza, non va così in fondo. Io il famoso, c'è il muro, come si fa? Per esempio, se faccio così e voilà, lasciamo questo. Ciao Maximus. Vincenzone sta bene, dobbiamo sapere, ecco, pure se Vincenzone pure si collega magari da laggiù. Buonanotte. L'acqua era Maronna e Castellammare. Se va via Osimhen lo prenderesti subito Zirkzee? Sì. Allora Zirkzee a me piace da 3 anni, quelli che insomma stanno nel gruppo degli abbonati, ne parliamo da molto più tempo che esplodisse adesso. Grazie Presidente. Buonasera amici bellini. Ti avevo scritto, ti mando un vocale con le parole di Calzona, ma se vuoi ti leggo proprio l'articolo per intero e poi diamo spazio agli altri amici bellini. Vai alla grande. Vi saluto tutti. What's up? Chi è la 77? Chi sei? È il Totoro Falanga. Se piace scuola. No, perché Vabbè, adesso quando vuoi mi dai l'ok e inizio a vai leggere. Fabio, vai, mi fa piacere. A me piace giocare a calcio perché giocando bene penso che sia più facile arrivare agli obiettivi. Questa squadra ce l'ha nell'anima l'essere propositiva e sono felice perché i ragazzi mi hanno dato una grossa disponibilità in settimana e nonostante le 1000 difficoltà che avevano si sono messi a disposizione giorno dopo giorno, abbiamo migliorato la qualità degli allenamenti. Non ho parlato molto perché hanno la testa piena di discorsi, hanno capito che dobbiamo provare a fare una rincorsa e oggi sono felicissimo, hanno dato una grande risposta perché dopo l'1-0 potevamo soccombere, mentalmente non è successo. Questo mi fa ben sperare per il futuro. Ritorno Osimhen e rimonta, io ci credo. Finché la matematica non ci condanna non vedo perché non ci dovrei credere. Sappiamo che è difficile, ma ci dobbiamo giocare questa carta. Victor dopo la Coppa d'Africa aveva bisogno di prendere i suoi ritmi, mi ha chiesto 2 volte di essere cambiato. Kvaratskhelia anche aveva delle difficoltà, ma è chiaro che io a questi giocatori non rinuncerò mai. È possibile che possa cambiarli per mantenere l'intensità alta, ma avere 2 giocatori così è molto importante per me e per i compagni. Ho avvisato la squadra che oggi che lo stadio sarebbe stato azzurro, siamo debitori ai tifosi. È stato bellissimo vedere un pubblico così in trasferta che ci ha spinto 90 minuti.
Ho chiesto ordine alla squadra, non aveva fretta. La fase difensiva si fa così e non con fantasia. Abbiamo lavorato in quel poco tempo sulla fase, ma anche su quella offensiva. Chiaramente se ci sono giocatori sopra la media, poi ci mettono del loro. Io posso solo dargli qualche nozione, poi devono fare loro. Guardando i numeri a fine partita, sembra l'anno scorso. Somiglia a Gianello, ti hanno detto. Grazie. Allora, sono belle dichiarazioni, secondo me logiche. Mentre ti ascoltavo, riflettevo sul fatto che era un campo di patate. Di Friarelli. E che poteva essere anche questa una delle classiche cose. Quando poi si parla di erba alta, del vento, quando tu fai quello che devi fare, non ci sono condizioni che tengano. Voglio dire, si gioca a pallone, squadra avversaria contro squadra avversaria, anche in una situazione di estrema difficoltà, anche per un campo difficile, 6 gol, voglio dire. Quindi vediamo un pochino. La situazione di estrema difficoltà, anche per un campo difficile. Aspetta. Devi sentire dal telefono, come dicono nelle trasmissioni. Valeria! Ah, si è frizzata. Vabbè, ti parlavo, tu hai messo gli XG, però ho guardato, diciamo, tutte le statistiche a fine partita, 27 di rapporto, 78% possesso palla, più di 500 passate, precisione 94%, mi sembra, di passaggi riusciti. Allora, ecco perché io dicevo Sinatti, ho sempre spinto su Sinatti per quanto riguarda la preparazione atletica, perché tu, se non sei brillante, vale, se devi fare ma due tu dici cose, che in questo poco tempo lui già ha potuto... Per me sì, ma non tanto, non dico che gli altri erano scarsi, non mi riferisco a questo, perché ognuno è professionista a modo suo. Io mi riferisco proprio al fatto che lui conosce l'ambiente, questo conosce proprio i muscoli. Questo senza dubbio. Evidentemente può anche sapere, rispetto a quello che si è fatto prima, come intervenire con leggerezza, perché una cosa che aveva detto Mazzarri, disse: forse ho fatto un errore, ho fatto un mini richiamo di preparazione col Torino, che era forse la cosa peggiore da fare. Probabilmente Sinatti, conoscendo bene i muscoli dei ragazzi, ha detto: forse devo fare una cosa opposta. Sono veramente difficile parlarne senza andare per intuizione, perché non conosciamo le dinamiche. Vediamo se Vale il piano di preparazione del Torino, che era forse la cosa peggiore da fare. Probabilmente Sinatti, conoscendo bene i muscoli dei ragazzi, ha detto: forse devo fare una cosa opposta. Sono veramente difficile parlarne senza andare per intuizione, perché non conosciamo le dinamiche. Vediamo se Valeria, tagliami l'audio, altrimenti sentiamo 2 volte. Probabilmente. Cosa devo fare? Abbassa la voce. Veramente è difficile senza andare per intuizione, perché non conosciamo le dinamiche. Vediamo. Non lo so quello che devo fare. Abbassare la voce della TV. Esatto. Taglia l'audio del computer o della TV, altrimenti sentiamo col ritardo così, e poi ti sblocco il microfono. Pensa è frizzato un'altra volta? No, è frizzato. Vabbè, però è piacere conoscere, perché è sempre presente. Do un ultimo spunto e poi vi saluto. Vale? Ho visto i movimenti di Traoré, ma non ha fatto una partita eccezionale proprio, ma ha fatto gli stessi movimenti che faceva Zielinski l'anno scorso, e la catena di sinistra ha funzionato una meraviglia oggi. Vuoi 3 soldi, vuoi quell'altro, ma è stata veramente una partita in stile l'anno scorso. Ti abbraccio forte, salutami papà, saluto Valeria, un bacio a tutti e continuo a guardare i messaggi. Ciao ragazzi. Ciao Fabietto, grazie mille. Vale, piacere di vederti. Piacere mio. Senti, ma ci fa piacere la sconfitta dell'Atalanta? A me onestamente sì. A me onestamente sì, perché cioè, nel senso che è ancora veramente impossibile sperare in una zona Europa che conta. Io i calcoli non li ho fatti. Io non faccio calcoli, ma ho visto troppe squadre. Quindi a una Valeria aggiungiamo una Valentina, io mi metto in mezzo. Ciao Vale! Ciao Valeria! Dove siete? Dove sei? Ciao tesoro.
Io in realtà Io a sto scendendo, casa. un saluto veloce. Ok, uno a casa, uno per strada. Sì, Guardando la classifica, per rispondere a Valeria, ora il Bologna sta a 48, l'Atalanta 46 se perde, Roma, Fiorentina, Lazio, Napoli a 40. Ragazzi, devono sfondare, devono squagliarsi, come mi piace dire, devono squagliarsi 4 squadre e tu non devi sbagliare più. E sono due condizioni. Vabbè, rincorrere si sa. Ti stanca ed è difficile. Ora, se questo è un Napoli che ha fatto questo exploit solamente perché non c'era più niente da perdere e quindi l'amichevole se la sono giocati senza pensieri, non ci dobbiamo mettere in pensiero. Se invece questa cosa gli fa venire un po' di orgoglio e vogliono chiudere alla grande, se punti al quarto posto forse magari arrivi in Europa League, e per me non sarebbe male. Poi lo so che la società non la pensa così, però passare da campioni d'Italia a niente. Ma dai, Vale, già Europa League, insomma, meglio della Conference, insomma. No, ma più che altro perché penso che l'Europa League abbia più appeal anche per gli stessi giocatori. Senza dubbio. Ricordo inquadravano i giocatori della Roma in Conference che guardavano questi campi e dicevano: ragazzi, dove stiamo? È colpa nostra, e si davano la colpa. Quindi non fa piacere nemmeno a loro. Valenti, tu hai visto la Roma? Sì. Come l'hai vista? Si vede che c'è stato proprio un cambio c'è stato un click diverso con De Rossi, secondo me. Anche perché, come avevi detto tu, appena è arrivato Calzona, secondo me anche là c'è stato proprio un cambio di comunicazione. Cioè, quello che dicevo sempre al mio ragazzo, secondo me avere Mourinho che ti continuava a creare alibi, i giocatori poi questa cosa la sentono, cioè secondo me non dai proprio il 100%, perché comunque tu dici vabbè, però poi l'arbitro è successo questo, questa giornata c'è andato tutto storto. Invece De Rossi comunque li ha messi a giocare a pallone. Cioè, io ho sempre pensato che la Roma bastava fargli giocare a pallone, nel senso 2 o 3 passaggi di fila e poi la qualità ce l'hanno loro, non è una squadra di brocchi comunque. Assolutamente. Se gli davi un minimo di direttive, poi loro ti seguono. Vabbè, poi lascia stare che De Rossi comunque è difficile non seguirlo stando a Roma, perché comunque è una personalità diversa. Però, insomma, secondo me la spinta giusta l'hanno avuta. Vediamo se in Lautaro ci fanno sapere, quindi sarebbe il 2-0 nel finale proprio del primo tempo. E quindi comunque vale proprio a volo e così vi lascio per la questione del centrocampo della Juve, che non probabilmente McKennie e Rabiot sicuramente non ci sono. Ok. Chiesa non si sa. Che fai, confermi il centrocampo di oggi? Cioè io secondo me uno tra Traoré e Zielinski deve giocare per forza, se non ci sono Rabiot e McKennie. Ad oggi io ti confermo Traoré. Mi è piaciuto, con Zielinski c'ho sempre il dubbio a questo punto, hai capito? Quindi sì, ma io dico proprio concettualmente far giocare uno e comunque ti gestisce meglio la palla comunque, anche perché non sa nemmeno se Cagliuste recupera in realtà. Esatto. Vabbè, anche se non recupera Caggiasti, uno dei due ci dovrebbe essere. Anche se recuperasse Caggiasti, comunque non sarebbe al massimo della forma. Secondo me è giusto, anche per questo secondo me ha messo Zielinski, per capire se c'ha minuti per non perderlo completamente, visto che Traoré sta recuperando ma non avrà sempre i 90 minuti e quindi si vuole gestire questa coppia di mezzali un po' più offensive nella logica delle cose. Den Donker sta là, ma ci sarà tempo probabilmente anche per lui, però sì, con la Juve io confermerei il centrocampo di oggi. Va bene. Però Va bene, ragazzi, amici, un bacio, grazie mille, poi vi recupero più tardi quando torno. Ciao Vale. Ciao. Dicevi Vale? No, ma Vale, è possibile, siamo al terzo allenatore, ancora non si trova spazio per Lindstrom.
Ma questo è il caso del giorno. Ma non è cioè, quando ho fatto entrare Zelinski, cioè, io ho detto ma perché? Oramai Zelinski è fuori dalle orbite, cioè bisogna dare più spazio a questo giocatore, trovare anche, non lo so, un modo per farlo giocare, un sistema, un modulo, perché c'è tutti questi soldi buttati, voglio capire. Buona, stai buona. Scusa il cane, scusa. Come si chiama? L'ho visto inquadrato. Eccola qua, te la faccio vedere. Aspetta. È un terrier. Eccola qua. Si chiama Lolita. Lolita. Hai ragione, Vale. Io non capisco. Ecco, in una partita come questa che ha risultato acquisito, io me la sarei giocata. Metto cioè, Dendoncker con Anghissà. Perché Zelinski? Oramai stavamo il 5-1, tu fai entrare Zelinski, ma perché? Nella logica delle cose, degli esperimenti, io avrei messo Dendoncker Anghissà a 2, metti Lindstrom a destra o lo metti a sinistra, Raspadori sotto punta e te la giocavi così, perché aveva più... Esattamente, cioè sto ragazzo deve in qualche modo essere, a parte l'hai visto il video di quel tifoso fuori Castelvolturno che gli ha fatto il cazziatore? È lui che non deve so dire cosa di sì, abbia capito Jasper, non lo so. Non può aver capito nulla, lui ha capito semplicemente che doveva annuire in quel momento e accettare qualsiasi parola, perché non c'era altro da fare. Ma non è incredibile. Però vabbè, ma solo noi le facciamo queste cose. Ha avuto il suo effetto sulla squadra, sicuramente il tifoso saprà che dice dopo il mio discorso i ragazzi si sono impegnati. Chissà, ma è stato troppo forte. Comunque scherzi a parte, veramente, cioè, si deve trovare il modo di far giocare sto ragazzo, dai. È un mistero e non lo so se è una questione di ancora, perché lui ha lo spunto, non c'era niente da difendere, capito? Non posso manco dire non ti fa la fase difensiva, oggi non c'era niente da difendere più, quindi almeno vederlo in surplus, non lo so, avrà fatto dei discorsi mentali diversi, dare un po' di spazio a Nathan, poi no, Zelinski non te lo so spiegare, Vale, con tutto il bene non riesco a... No, io lo so. Allora, io condivido con te l'amore per quel giocatore, perché Zelinski per me resterà un qualcosa che non posso dimenticare, però oramai il rapporto si è chiuso, cioè, per cui è inutile insistere con lui, è inutile proprio. È inutile, basta, cioè sperimentiamo quest'altro giocatore, facciamolo entrare soprattutto nei moduli, nei allenatori, non 1, 3. È mai possibile che questo ragazzo non riesce a trovare spazio? È veramente un tema, e l'unica spiegazione che mi davo, insomma, anche con Valentina, evidentemente, come dice anche Dai, per non fargli perdere, più che fargli prendere fiducia, per non fargli perdere completamente il contatto con la squadra e con il gruppo, secondo me Calzona ci punta ancora, perché non hai la sicurezza che Traoré ti può fare tutto il finale di stagione da mezzala, insomma, con un po' più di qualità, e quindi li vuoi alternare, non vuoi completamente rinunciarci. È anche un segnale che stai dando, insomma, un po' alla società, cioè l'idea di buttarlo fuori dalla lista, forse anche con Barcellona ti sarebbe tornato utile, non lo possiamo sapere, però Lindstrom sarà un problema. Secondo me Calzona non se lo pone proprio, sarà il problema del prossimo allenatore, cioè per lui c'è o non c'è. Già stai pensando al prossimo? E per forza, perché ad oggi è stato inserito un paio di volte nei finali, ma non credo. Vabbè. Comunque io ho mantenuto la promessa e partite sto venendo a casa. È l'unico modo che non vado più a vedere. Solo così, anche io quando lascio lo studio è una tragedia. Non si può fare. Io da Barcellona ho detto no, mo basta, mo torno a casa. Non esiste. Stava andando troppo male. Mi stanno chiamando i miei amici. Dai, vieni a partita, ragazzi, a risultato acquisito. È l'unica cosa. A casa, le tradizioni, a casa. Vabbè, tesoro, ti do un bacio. È stato un piacere, è sempre un piacere. Ciao. Grazie infinite sempre, e ritorna tra noi quando facciamo queste improvvisate. Vedrò di farle anche quando abbiamo un po' più di tempo, anche con Guido presente.
la polemica dicevi, io non vi capisco, volete Lindstrom in campo con Kvara che esce arrabbiato, ma anche insieme, lo sfizio di vederli insieme mezza volta. Lindstrom a destra non sarà la sua posizione ideale, ma può farlo tranquillamente. Quindi non lo so, piano piano capiremo di più. Se facessero parlare Calzone un po' di più, perché poi è chiaro, nel post partita lui ti parla della partita, sarebbe assurdo chiedergli altre cose, però se ci tolgono tutti i pre-partita è difficile indovinare e intuire delle cose. Zielinski serve, siamo ancora corti a centrocampo, Caius è sempre Caius in questo momento è da considerare non disponibile, Traoré a mezzo servizio. E nella logica delle cose Angela non è preoccupata per Jesper, giocherà, ne sono sicura. Quanto è bello, quanto è importante avere le nostre amiche belline che sanno di calcio e fanno domande da esperte. Fabio, io sarò fortunato io o comunque si intuisce che c'è qualità, sono stato fortunato io, che non vale nulla la mia parola, non vale nulla. Allora, Lindstrom, ne sanno più di me di sicuro. Lindstrom uguale a me quando incontro in stazione, quello che vuole vendermi i calzini. No, ma quell'immagine io non lo so se ce l'ho, penso che l'abbiate vista un po' tutti. C'era l'immagine di Lindstrom il match day, che era qualcosa di eccolo qua. È la prima volta che non sorrido, veramente, come se l'avesse proprio capito. Usiamo la foto tua, Jesper, vai, fai un sorriso. E infatti non c'è altro da dire. Amici bellini, io lo so, potremmo rimanere in live ancora per un bel po', ma la gente si sta guardando il leader, mi rendo conto, io devo andare a fare le cose mie. Grazie avvocato, sono convinto di questo, io feci un bel po' di pulizia preventiva all'inizio, garantendomi una crescita molto più lenta di quello che poteva essere, perché tutti gli insulti potevano far numero. Invece ho fatto pulizia, e poi chi è rimasto e i nuovi, perché poi la qualità attira qualità, sono sempre di grande. Sta diventando un meme, è vero. Oh, c'è un altro benvenuto che devo fare. Beppe Dalmasso, benvenuto, vedi? Fa piacere. I cambi sono 5 e se c'è anche Dendonker che deve giocare, lo so, ma infatti l'unico che non mi aspettavo era Zielinski, ma nella logica ci siamo arrivati, probabilmente è questa la logica di Calzone. Che entri Nathan al posto di Rachmani, giusto, non deprimi Ostigard, Rachmani aveva segnato, quindi se ne esce con il sorriso, metti un po' di minuti anche per Nathan, giusto, sarebbe stato un caso non vedere Nathan al posto di Juan Jesus. Che fai? Adatti Ostigard a sinistra che è destro. Ostigard gioca nella sua nazionale a sinistra, non è un problema, non lo è mai stato per nessuno, quindi giusto l'ingresso di Nathan. Un po' curioso l'ingresso di Raspadori, però anche oggi non mi è dispiaciuto come è entrato, e ci provava un po' Garcia, avevamo dei dubbi a destra, non lo so, però è comunque un giocatore di qualità, che se tu hai il pallone lo metti lì, può rientrare, usa tutti e due i piedi, da prima punta alle volte fa difficoltà se non gioca tutta bene la squadra. L'ingresso di Raspadori con quello di Zielinski è quello là che desta un pochino, dici com'è? Politano metti, sì, Raspadori l'ha convinto, perché comunque è stato tra i migliori nell'ultima partita, e quindi nei dubbi così. Poi Dendonker doveva entrare per forza, avrei fatto Calzona out, saremmo diventati virali se non fosse entrato Dendonker, e se Lindstrom fosse andato al posto di Anghissà credi che avrebbe funzionato. Allora è entrato da centrale puro, perché siamo rimasti con il 4-3-3, non c'è dubbio a livello tattico. Dendonker, io ho visto poche partite, ho visto spezzoni di partite, gli highlights, visto che sappiamo che può fare anche il difensore centrale, è un giocatore da tenere nelle zone proprio centrali. Non lo so come potrebbe andare come mezzala,
visto che le mezze ali si devono muovere tanto nell'idea di calcio di Calzona, secondo me Dendoncker mezzala non è il massimo. Avete visto anche Anghissà finisce sul fondo per fare quel colpo di tacco. Traoré si deve muovere molto. Secondo me Dendoncker è più un giocatore posizionale, cioè nel senso un po' più statico, che gli puoi far girare la squadra intorno, che può fare da frangiflusso, il famoso Berabi, ragazzi, che vi dicevo di Mazzarri. Cioè un giocatore di fisicità che lo metti lì più per distruggere che per costruire. Nella costruzione ti può fare i passaggi semplici come ha fatto in quei 10 minuti, ma come mezzala non mi convince molto. Lo voglio vedere, non lo so se come mezzala funzionerebbe. Secondo me, ecco, a 2, un po' come puoi utilizzare a 2, puoi utilizzare Lobotka Anghissà, Lobotka Cajuste, puoi utilizzare Cajuste Anghissà, puoi utilizzare Dendoncker a 2 se usi i tre trequartisti. Non lo so, però dobbiamo vederlo, e dobbiamo vederlo anche in partite un pochino più performanti, un po' più di tempo, avversari un po' più così, perché altrimenti è difficile decidere se vale la pena riscattarlo. Sì, Lindstrom a sinistra e Kvara a destra o viceversa. Scusate, ma che è successo? Noi siamo andati in live un po' più presto del solito, magari qualcuno raggiunge adesso. Dendoncker alla Allan secondo me no, perché Allan era molto molto dinamico, più piccolino, aggredire alle caviglie, sai, veloce nell'aggressione, più scattante. Dendoncker è grosso, Dendoncker è tutta fisicità. Oggi ho visto Mario Rui spento. No, io spento non direi. Ha garantito una decente spinta, non ha passata sempre indietro, ha guardato in avanti, ha messo anche quel cross. Signori, quasi ce lo dimentichiamo, quell'intervento di Ferrari su Osimhen, il cross di Mario Rui era un cioccolatino da spingere in porta. Bellissima quell'azione, perché Kvara sente l'arrivo di Mario Rui, sta puntando l'avversario e gliela dà facile sulla corsa, che sono proprio quelle cose che rendono l'azione d'attacco più frizzante. No, non mi è dispiaciuto Mario Rui. Ha fatto 3-4 passaggi in profondità e scambi con Kvara di grande qualità. Dendoncker alla David, ecco, ricorda più David Lopez, o ricorda, se vogliamo, alla Ostigard di Garcia, cioè il centrale che ci ha provato per pochi scampoli Garcia, giusto per dargli un pochino di soddisfazione. Dice: non ti preoccupare, qualche partita te la faccio, anche se ti devo mettere a centrocampo, che ne pensi? E Ostigard ha detto: vabbè, resto, ok, resto. Aspetta, quale commedia è? Resto. Edoardo, ragazzi, aiutatemi. Me ne sono ricordato. No, veramente me ne vado. E poi lo convincono: fatelo per me. Va bene, resto. Chi è? Non è facile, ma non è difficile. Vediamo se ve lo ricordate. La foto di Linus sembra a me quando il ragazzo che fa i regali per strada dopo ti chiede ma Achille non è entrato in live, anche se comunque lui lagherebbe al contrario perché è troppo avanti. Attendiamo l'incontro Guido Achille ai 25. Quello è un bellissimo regalo che vi devo fare. Lo possiamo fare anche ai 22.000, quindi a più breve. Zerra che la porta è uomo e galantuomo. No, non è Questi fantasmi, non è Natale in casa Cupiello, però ci siete vicini. No, resto. No, non esco, no. No, forse ci arrivate, però perché ci siete vicini. Stasera ho visto un grande Traoré in grande spolvero, con grande voglia, ne ha provato tanto anche Kvara, qualità tecnica altissima. Se si conferma il sostituto di rischi lo abbiamo in casa. Da comprare, ricordiamocelo, Armando, costa 25 milioni. E non è poco, non è tanto. 25 milioni, tu il sostituto di Zielinski che avevi probabilmente in Elmas, vendi Elmas a 25 e hai Traoré e compri a 25. Questa è stata la decisione che si è fatta. L'uomo che ha sgridato Lindstrom sta salvando la stagione, lasciatelo cucinare. Edoardo De Filippo sì, l'arte della commedia no, le voci di dentro no, le potete dire tutte, però se non vi è venuto in mente
Io quando e se mi permetterete di entrare parlerò di Invictus, assolutamente amico mio, quei figuri di tanti anni fa. Bravo Arm. Bravissimo. O il vizio del gioco, perché poi si chiamava anche, perché poi ci sono due titoli. Bravi. Allora, ora sono entrato, purtroppo comunque per me il vero sostituto di Robot che è Raspadori. Facciamo un cambio di... ma lo sai che... Diciamo alla Pirlo, va, per capirci, c'è un giocatore d'attacco. Pirlo era considerato un trequartista e poi fu arretrato in mediana. Raspadori passare proprio da un 9 moderno, che lui si sente proprio attaccante, farlo passare in regia è mica poi una cosa così assurda. Secondo me potrebbe farlo Raspadori, perché è uno abituato a stare nel traffico, perché può agire da seconda punta, è abituato ad avere avversari tutti intorno, quindi potrebbe con velocità girare e smistare il pallone. Massimo, se è il primo che me lo dice, qualcuno non convince, io dico che ha una capacità di tiro Raspadori che va tenuto vicino alla porta, più vicino possibile. Raspadori si gira e tira in un attimo, quindi è molto pericoloso, ma io non ti escludo che potrebbe farlo il regista. Mi piace l'idea magari nel finale di carriera di poterlo fare. Non ha il piede da mediano e non lo so perché ce l'ha la capacità di smistare. Poi non è che Lobotka fa tanti passaggi anche lunghi. Certo, da lì se hai un passaggio più lungo, ma non credo che Raspadori non sia in grado di farlo. Secondo me non è una cosa campata in aria. Ecco, per esempio, quando spesso mi hanno detto ma perché non mettiamo Osimhen sull'ala o lo stesso Kvara da spostare dalla sua zona di competenza a metterlo sotto punta. Sì, può funzionare, ma non sono intrigatissimo dalla cosa. Secondo me Kvara, come avete visto, gli lasci fare l'ala sinistra come lo sa fare, poi si accentra lui al momento opportuno, non è che deve partire da centrale, si accentra lui, scompiglia tutto e gioca. Quindi non ritengo proprio necessario cambiare ruolo a Kvara, come non ritengo necessario a Raspadori, ma secondo me non è una stupidaggine, mi piace. Gira Runzea a Osama e quando trovo Pivaz o porto in coppia o Zamma. E qua solamente quelli che sono molto molto avvezzi in questa goleata. Perché non è entrato Lindstrom? Amico mio, tu sei entrato adesso, ne abbiamo parlato alla grande e insisto e vi chiedo veramente, se non avete visto il resto della live, è stata una live bella, serena, dove finalmente ci siamo potuti parlare con più calma, anche con uno sguardo un pochino più speranzoso, nonostante ci siano tante squadre davanti. Però noi non vogliamo adesso vincere tutte le partite, ma già vedere un po' di calcio, vedere qualche gol, vedere il Napoli dominante che riaggredisce fa piacere. Quindi consiglio a tutti quelli che si sono iscritti adesso, che si sono affacciati adesso sulla live, che magari prima c'avevano il che fare, vi iscrivete al canale, lasciate il like, poi tornate a vedervi tutta la live e tra un po' vi faccio uscire anche la reaction in nottata per tutti, non solo per gli abbonati. La metto, ci lavoro e ve la metto subito, perché vi amo e sono troppo contento della mia community straordinaria. Da New York, Valerio Fluido è tutto. I like, che bellezza. Un pochino di calcio così. Continua così, mister. Secondo me i ragazzi ti seguono.
E basta, non finisce, torniamo sempre a finire. Mi fa troppo morire questa cosa. Meno male, va. Andate a vedervi la reaction tra qualche minuto.